Buon pomeriggio, sono Massimo Sarti, sono il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura della Valletta. Benvenuti al Malta Book Fair 2020. Iniziamo con un ricco programma che abbiamo preparato per questa edizione, che appunto avviene tutta online, con la presentazione di Vado a vivere a Malta. Abbiamo con noi l'autore, che è un editore, Carlo Morrone, e che stasera investe invece di autore per appunto aver pubblicato recentemente Vado a vivere a Malta. Vi faccio vedere, questo è il libro. Allora, Carlo Morrone è nato a Crotone e vive da quasi 60 anni a Siracusa. Ha insegnato per molti anni materie scientifiche presso le scuole siciliane. Nel 98, con la casa editrice che aveva appena fondato, ha pubblicato il suo primo libro, Siracusa, 27 secoli di storia, che quest'anno giunge alla sua 11ª edizione. Ha fondato la rivista culturale I Siracusani, bimestrale di storia, arte e tradizione del territorio siracusano, e come editore, la Morrone Editore ha al suo attivo oltre 1500 titoli pubblicati. Ringrazio Carlo Morrone per essere con noi stasera, per raccontarci la sua avventura con il libro Vado a vivere a Malta. Allora, è sempre difficile parlare di un libro ed evitare di raccontare cose che poi, diciamo, fanno perdere la voglia al lettore di leggerle perché le hanno già sapute. Ma in questo caso ci aiuta molto la retrocopertina del suo libro. Carlo Morrone è un editore che per una scommessa con se stesso si trasferisce per 2 anni a Malta. Inaugura un caffè letterario italiano nel quale si inventa anche come barista e cameriere. Le attività culturali sull'isola hanno poco seguito, quelle legate all'Espresso vanno invece molto meglio. Sono pochi quelli che conoscono la sua vera identità e, in incognita, osserva e studia i clienti che spesso si fermano a raccontare le loro storie, inventate, bizzarre, vere, tristi, allegre, incredibili. Lui annota tutto, poi il frullatore della sua fantasia fa il resto. Carlo, vorrei farti la prima domanda, che è questa. Il protagonista del tuo libro, che si chiama Giovanni, è un signore di 70 anni. Bene, in questi giorni si parla molto dei settantenni, spesso in modo, come dire, un po' polemico. Ecco, la prima cosa che vorrei chiederti è cosa hanno da dare i settantenni di oggi alla nostra società e quali sogni hanno? Buongiorno direttore, buongiorno a tutti gli spettatori. Bisogna partire dal presupposto che l'Italia è abitata per l'70-80% da anziani, da ultra settantenni. Quindi l'Italia non dovrebbe essere un paese per giovani, è un paese abitato soprattutto da persone anziane che hanno costruito l'Italia. I settantenni come me hanno vissuto gli anni del dopoguerra, del secondo dopoguerra, quindi i problemi che hanno portato. E abbiamo costruito l'Italia lentamente, siamo stati gli artefici del boom economico degli anni 60, non dimentichiamo questo. Siamo stati la classe dirigente del dopoguerra fino a oggi. E poi a un certo punto si va in pensione e pare che non dobbiamo servire più alla società, ma in realtà continuiamo, non solo noi nonni maschi, ma anche le nonne femmine, a essere utili ai figli, perché come nonni siamo veramente utili, abbiamo dato la possibilità ai nostri figli e alle nostre figlie di passare dalla classe casalinga all'impiegatizia, per cui hanno cominciato a lavorare le donne grazie agli anziani e ai nonni presenti. Quindi scusate se è poco. Certo. Io mi sento pienamente realizzato come settantenne, non li sento, ma comunque ancora io produco, ho 1000 progetti nel cassetto e da editore le posso assicurare, caro direttore, che gran parte degli autori
che io conosco, artisti, scrittori, poeti, eccetera, saggisti, hanno 1000 progetti nei cassetti qui, 1000 progetti che io nel mio piccolo cerco di far realizzare. Ritengo che gli anziani abbiano ancora tanto da dire, da insegnare ai giovani. Siamo qua per questo. Io poi Assolutamente. ho fatto l'insegnante per 35 anni, quindi ne parlo a ragion veduta, insomma, come educatore e come chi ha vissuto una vita e ha voglia di dare e di dire ancora tanto. Io oggi mi trovo di fronte a lei come scrittore, ma è il mio primo libro. Ho pubblicato 1500 libri e sono sempre stato dalla parte sua, dalla parte dell'intervistatore, mai dalla parte dell'intervistato. E mi sono inventato e mi sono anche divertito. E non è l'ultimo libro che scrivo, è il primo, ma sicuramente ne seguiranno altri. È una minaccia. È una minaccia, vabbè, raccogliamo la sfida, noi siamo pronti qui a fare, come dire, a raccontare insieme a lei. Permettimi di ringraziare l'Istituto Italiano di Cultura di Malta e nella tua persona, perché io sono arrivato a Malta e sono entrato nel territorio di Malta abbastanza ben voluto grazie all'Istituto Italiano di Cultura, che è stato il primo che mi ha invitato a partecipare proprio al Malta Book Festival di 7-8 anni fa. E da allora non ho mancato un solo appuntamento, sono stato sempre presente, ben accolto dal vostro istituto. Mi permette di ringraziare il primo, quello che ho conosciuto, il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, che oggi si trova ad Istanbul, se non erro, il dottore Schirmo. È stato lui che mi ha introdotto a Malta. E poi il National Book Fest, il National Book Council è stato quello che mi ha accolto a braccia aperte, e oggi ringrazio pubblicamente Simona per avermi accolto e dato anche dei progetti, suggerimenti e progetti da realizzare. Se vuoi poi ne parliamo, ma andiamo a più. Bene, entriamo invece un po' più nel vivo del libro. Allora, Giovanni decide di andare a Malta, lo comunica alla famiglia e la famiglia resta un po' sbalordita. Intanto la prima domanda è: perché proprio Malta e non un'altra destinazione? Nel primo capitolo si legge, dice, Malta è una meravigliosa isola, un paese tranquillo, un paradiso fiscale. Quindi Giovanni è attratto da Malta per queste ragioni? No, è attratto dal fatto che mi sono trovato per caso nel 2004, quindi 16 anni fa, a presentare a Malta proprio un mio lavoro, i giardini del Mediterraneo tra la Sicilia e Malta. Era un progetto organizzato dall'Orto Botanico di Catania e l'Orto Botanico di Floriana. Era una gara che era stata lanciata in Italia agli editori d'Italia e per la realizzazione di questo libro, e io ho vinto la gara e ho pubblicato questo libro. Quindi sono venuto per un convegno di 3-4 giorni a Floriana a presentare questo libro pubblicato. E in quell'occasione ho conosciuto un po' di persone, compreso il dottore Schirmo, l'Istituto Italiano, per cui sono nati da lì, da quel momento sono nati i rapporti miei con Malta, che mi è piaciuta moltissimo, perché ti senti all'estero ma un po' con un piede in Italia, per cui non è un paese estero nel quale ti devi arrangiare con la lingua, perché se riesci a parlare un po' di inglese va bene, se non lo parli va bene lo stesso, perché quasi tutti parlano l'italiano. E poi è talmente vicino a Siracusa, calcoli che ci vogliono 20 minuti di aereo e un'ora e mezza di catamarano per arrivare, quindi arrivo prima a Malta che a Messina, se si vuole pensare a questo. Mi trovo veramente a casa, sono all'estero, ma sono a casa, con un piede a casa. Il libro che comincia in un certo modo, che ora Maura leggerà, e io lo realizzo, l'ho inventato in maniera traumatica, come uno scontro in famiglia, ma in realtà è stato molto meno traumatico, perché tutti nella mia famiglia nutrono grande stima nei miei confronti e quindi sanno che non faccio passi falsi o passi particolari. Però mi sono voluto... Vedi cosa c'è? C'è la terza legge, il terzo diritto del lettore è quello di abbandonare il libro in qualunque momento. Quando tu stai leggendo un libro, in qualunque momento puoi decidere di chiuderlo e metterlo da parte.
vuol dire che non ti interessa più. Per cui per suscitare l'interesse del lettore devi stuzzicarlo già dalla prima pagina. Quindi diciamo che là c'è un pochino di arte, un pochino di esperienza che gioca. Allora mi sono inventato questo dialogo in famiglia che se vuole possiamo fare leggere a Maura. Sì, intanto quello che voglio dire è invece consiglio di leggerlo il libro perché è un libro divertente, interessante e ci racconta anche delle cose importanti su Malta. Ma prima di far leggere il primo capitolo, volevo chiederti questa cosa. Che rapporto c'è? È un rapporto molto stretto fra lei, editore e autore del libro, e Giovanni? Potrei dire che è la stessa persona, ma in realtà io sono uscito fuori dal personaggio, da me editore Carlo Morroni, mi sono messo nei panni di Giovanni inventandomi delle storie, però in realtà Giovanni è quello che a Malta ha realizzato quello che è scritto nel libro. Dopo le grandi esperienze ottenute dal punto di vista editoriale a Malta e in Italia, ho deciso di aprire un caffè letterario italiano a Malta, insieme a una collega. Il caffè letterario significava un bar, significava una libreria, una sala convegni, salotti per leggere e acquistare libri, e in quel contesto sono entrate veramente tantissime persone. Ho conosciuto tantissime persone di tutte le nazioni e ognuno aveva una storia da raccontare. Quindi inizialmente non è nata in me l'idea di realizzare un libro, ma quando ho visto le storie incredibili che ognuno raccontava, veniva, si sedeva, prendeva il caffè e raccontava, l'idea di realizzare, di scrivere queste storie mi è balenata subito e ho cominciato a prendere appunti. Per 2 anni ho fatto questo lavoro, poi sono rientrato in Italia e ho messo appunto su carta gli appunti che avevo preso ed è nato questo libro che mi ha divertito moltissimo a realizzare. Poi state facendo, se vuoi ti dico se alcune storie sono state inventate totalmente o vere. Ce ne sono molte vere, ma molte sono mescolate fra di loro per renderle accattivanti e incuriosire il lettore. Ma io direi Quindi, che è il momento giusto. Sì. scusi, ho fatto a casa mia, nel caffè letterario, ho fatto il barista, ho fatto il cameriere, ma ero padrone di casa, per cui facevo gli onori di casa, ma molti non sapevano, quasi tutti non sapevano chi ero in realtà. Per cui si confrontavano con me cameriere, non professore o editore, si confrontavano come cameriere e discutevamo di vari argomenti. E mi ha divertito questo, non mi sono sentito per niente degradato, per niente ho fatto la professione, una nobile professione del cameriere barista, sia pure a casa mia, quindi da padrone di casa. Bene, io direi che è giusto ed è il tempo opportuno adesso per fare una lettura, per conoscere il primo capitolo, credo, no? Che verrà letto adesso. Qualche pagina del libro per entrare nell'atmosfera del libro e di questo viaggio di Giovanni che ha deciso di vivere a Malta. Vado a vivere a Malta. I 18 commensali che stavano per addentare la colomba pasquale si bloccarono nelle pose più strane come colpiti da un incantesimo. 36 occhi perplessi si erano puntati sul nonno per leggere tra le sue rughe il senso di quella frase. Il nonno, senza abbassare lo sguardo e con lo stesso tono, ripeté: «Vado a vivere a Malta! Vado a vivere a Malta! Cosa c'è di strano in questa frase? Vado a vivere a Malta!» «Stai scherzando, papà?» domandò Maria, la più grande delle figlie di Giovanni, con tono tra il serio e il preoccupato. «No, no, non scherzo. Ho deciso di trasferirmi a Malta. È una meravigliosa isola, un paese tranquillo, un paradiso fiscale. Cosa si può chiedere di più alla vita?» «Un paradiso fiscale? Stai cercando un paradiso fiscale dove depositare la tua favolosa pensione di professore? Ma ti sei ammattito, papà?» proseguì Maria quando si rese conto che il babbo parlava sul serio. «Sono abbastanza adulto da poter decidere dove andare a vivere il resto della mia vita». «Abbastanza adulto, papà? Ma te lo ricordi o no che hai quasi 70 anni?»
70, Maria sottolineò il numero 70, avvicinando la mano destra alla bocca a fare da megafono. 70, 70, ripete Giovanni. E allora, vuoi che trascorra il resto della mia vita in questa città? Vuoi essere vicina quando spunteranno i primi sintomi di Alzheimer per poter decidere in quale casa di riposo sistemarmi? No, grazie. Io continuerò a viaggiare come ho sempre fatto, finché le forze e il cervello me lo permetteranno. Quando gli ultimi neuroni si spegneranno e non sarò in grado di capire cos'è bene e cos'è male per me, allora farete di me ciò che vorrete. Anzi, ora che mi stai facendo pensare, prima di partire farò il mio testamento biologico e vieterò accanimenti terapeutici e palliativi vari per tenere in vita un corpo ormai inutile. Ti sembra questo il momento di fare certi discorsi, papà? Intervenne irritata Matilde, la figlia minore. Hai aspettato il pranzo di Pasqua per fare questa tua delicata dichiarazione? Non l'ho aperto io il discorso, io ho solo detto vado a vivere a Malta. Dopodiché tua sorella mi ha ricordato che ho 70 anni e che ormai non posso più sognare. Papà, si può sapere chi ti ha messo in testa questa idea strampalata? Una polacca? Una russa? O hai incontrato una maltese? Un'idea di questo tipo non arriva dall'oggi al domani. Ho come la sensazione che ti sia improvvisamente rincoglionito. Stai bene, papà? Mi preoccupi. Cosa ti è capitato? Come si chiama questo palo contro cui sei andata a sbattere? Proseguì Matilde, accalorandosi sempre di più, man mano che andava avanti in quello che sembrava un interrogatorio, ma che in realtà risultava una chiara accusa di incapacità. Per le figlie la decisione del padre era senza alcun dubbio pilotata dall'esterno ed escludeva la strada della scelta autonoma. Giovanni in realtà aveva aspettato proprio quel giorno per fare quella che per lui era una comunicazione di servizio. Aveva aspettato il pranzo di Pasqua, quando la famiglia sarebbe stata al completo raccolta attorno alla tavola imbandita a festa. Non voleva fare singole comunicazioni, dare singole giustificazioni e soprattutto voleva raccogliere in un sol colpo tutte le accuse di demenza senile che il suo discorso avrebbe provocato. Spiegare con parole chiare e comprensibili le sue intenzioni. In un'occasione come quella avrebbe evitato che la notizia venisse trasmessa da una bocca all'altra e che venisse riportata e aggiustata con qualche aggettivo di troppo. Con tono sarcastico di chi torna a spiegare per l'ennesima volta un concetto semplicissimo che gli altri si ostinavano a non volere comprendere, Giovanni riprese. Ripeto, non fuggo da niente e da nessuno, non seguo nessuno, vado a vivere a Malta da solo, come da solo vivo in questo paese. Cosa può cambiare nella mia vita? E poi, avete visto tutti. Una mi ricorda che ormai sono vecchio, l'altra mi confessa che si è accorta che da tempo ho imboccato la strada della demenza. Tolgo il disturbo, vado a vivere a Malta. Va bene, bravo. Questo è l'inizio del libro. Naturalmente non si è svolto così, ma se si fosse svolto così, se fosse stato traumatico, quelli sarebbero stati i commenti e le accuse delle figlie, perché in un libro, per quanto ti puoi inventare le storie, pezzetti, brandelli dell'autore vengono fuori, sicuramente. Certo. Brandelli che solo chi conosce l'autore può scoprire, gli altri non si pongono la domanda. Dunque, Giovanni apre insieme a degli amici un bar, un caffè letterario e abbiamo capito che incontra tante persone che poi diventano personaggi nel libro. Ecco, di queste persone, di questi personaggi, quali ci vorresti raccontare? Scegline uno e raccontaci qualcosa di un personaggio e perché ti ha colpito. Ne avrei tanti, perché quasi tutti i personaggi sono realmente esistiti. Poi la storia l'ho modificata e l'ho fusa con altre storie, però quasi tutte le storie sono nate per una battuta, per una storia particolare, cioè non ho raccontato la storia tout court di chi me la raccontava, perché sarebbe diventata semplicemente una cronaca, no? Raccontare giornalisticamente una storia. Però ho preso uno spunto da una storia e ho scritto un capitolo di quella storia. Pensi che non se ne abbia a male, ogni tanto mi scappa il tu. Pensi che la storia che ho scritto, la più lunga storia che è scritta nel libro, una decina di pagine, si intitola La nonna che non voleva morire, in realtà è nata da una semplice battuta spiritosa fatta da un mio amico mentre eravamo a cena fuori. Una battuta di 5 parole mi ha stuzzicato questo racconto ed è diventato il racconto più lungo, perché
È intrigante la battuta. Non so se la vogliamo leggere oppure la lasciamo alla fantasia del lettore. La possiamo lasciare forse alla fantasia del lettore. Però la battuta la voglio dare. La battuta, certo. La battuta, ero a cena con degli amici fuori, a un certo punto uno degli amici ha detto: ma sai che mattacchione Matteo? L'altro giorno mi ha portato a casa sua e mi ha presentato alla nonna e ha detto: questo è Franco, il mio amico prete. E non era vero che era prete. Per cui questa battuta stranissima, perché ha voluto sottolineare che era prete, mi ha stuzzicato e mi ha creato questa storia che è diventata incredibile. Ed è incredibile anche perché la soluzione a tutto il racconto è nell'ultima parola del racconto. Ho detto tutto, non chiedetemi altro. L'ultima parola svela è il colpo di scena del racconto. Abbiamo tempo soltanto per un'ultima domanda, il tempo è stato veloce, è corso molto velocemente. Sempre nel retrocopertina si dice: è un romanzo? No. È un diario? No. È un saggio? No. E quindi che cos'è? Cos'è? Posso chiamarlo un romanzo di ambientamento storico? Cioè, un romanzo storico prevede personaggi realmente esistiti, avvenimenti realmente successi, accaduti e documentabili. Se tu invece prendi un ambiente storico, ambientazione storica, non so come si può chiamare, un romanzo in cui romanzo di ambientazione storica, l'autore ha soltanto la location, il posto, il luogo, il momento, il tempo in cui scrivere il racconto, e poi dentro ci metti qualunque cosa, racconti quello che vuoi, quindi non è un romanzo vero e proprio, perché non è tutto un romanzo, è una serie di racconti quasi legati tra di loro ma sciolti, quindi non è un romanzo vero e proprio. Un diario no, non racconto io direttamente in maniera da diario, da cronologica, da avvenimenti avvenuti o falsi. Un saggio non è un saggio, e mi sono divertito a descrivere alcune persone che ho conosciuto e a mescolare fra di loro le storie, i tratti, le caratterizzazioni, i tic nervosi, le fissazioni, però quasi tutti sono nati da storie vere o comunque accennate da qualcuno. Quella di cui si parlava all'inizio, non mi ricordo qual era, quella legata non mi ricordo il titolo. Lei ha cominciato il discorso, non è una scelta, ecco, non è una scelta, quella è nata da una storia quasi vera, una ragazza che mi ha raccontato una storia incredibile, che con 2 figli chiusi in un istituto perché il marito era stato arrestato e lei non era stata considerata una madre sufficientemente atta a fare questo ruolo, per cui gli hanno tolto quei figli e lei soffriva tanto, cercava un avvocato per poter portare almeno questi suoi figli in Italia, ma non gli davano il permesso perché erano chiusi in un istituto. E su questo io ho creato quella storia che forse lei ha letto e conosce bene e che ovviamente non racconteremo. Bene, quindi non ci resta che invitarvi a leggere Vado a vivere a Malta per scoprire appunto se non è un romanzo, non è un saggio, non è un diario, che cos'è. Ringrazio l'autore Carlo Morrone, ringrazio l'editore Carlo Morrone e saluto tutti voi e vi invito appunto a leggere Vado a vivere a Malta. Buonasera. A tutti, buongiorno. Arrivederci.